Con l'assessore Tessarina avete inaugurato oggi il centro per l'impiego, però è un'occasione ghiotta per parlare delle prossime votazioni. Riusciamo a fare il punto, assessore? Certo, allora Portoviro è pronta, Portoviro andrà al voto a giugno e c'è la necessità di portare a termine le tante opere che abbiamo iniziato. La squadra è una squadra che ha lavorato in maniera efficace ed efficiente e proficua, e quindi ci sono tanti elementi e tante persone che si sono impegnate, hanno dato il loro tempo e le loro capacità affinché la città possa in qualche modo avere i benefici di quella che è questa amministrazione. Per cui siamo pronti a ripartire e ripartiremo col piede giusto. Ci saranno degli innesti importanti, perché ovviamente strada facendo si fanno delle considerazioni importanti su quella che è la squadra in essere, e quindi noi ci siamo le persone che hanno lavorato e che hanno dimostrato alla città che siamo in grado di farlo, e non ci siamo fatte fermare da nessun inconveniente e da nessuna chiacchiera, anche talvolta inutile o poco proficua. Quello che è importante è definire con esattezza quelli che sono gli obiettivi per la città. Un amministratore deve essere in grado di guardare a medio e lungo termine e non fermarsi a guardare al di là della punta del proprio piede. Questo non fa bene sicuramente alla città. Noi dobbiamo presentarci con un programma di largo respiro che metta la città al primo posto, in maniera che nel medio periodo noi riusciamo ad avere dei risultati importanti. Molte cose sono già partite, questo è uno degli obiettivi importanti, che era quello di portare a Portoviro il centro per l'impiego. Ho dei colleghi che hanno lavorato assiduamente al mio fianco e che hanno creduto in questo possibile obiettivo. Abbiamo fatto sì che il centro per l'impiego arrivasse a Porticino, in questo luogo, che è un luogo simbolo, perché qui abbiamo ospitato i bambini che sono il futuro della nostra città, ed è questo un modo per non far morire il quartiere di Porticino, un quartiere che vedrà passeggiare, arrivare e dare vita a tutte quelle persone che stanno cercando un lavoro. Quindi noi ci siamo. Ecco, visto che è un po' un'anticipazione di quello che ci dovremo aspettare in campagna elettorale, sarà una campagna, cioè il vostro gruppo sarà a campo largo come avete fatto nelle passate precedenti votazioni, o sarà circoscritto, diciamo, in una dimensione di centrodestra? Allora, il nostro progetto principale è quello di tenere unito il centrodestra. Terremo unito il centrodestra perché Portoviro è una città che merita un governo di centrodestra. Ovviamente siamo aperti a persone valide, questo sicuramente. Abbiamo contattato persone valide e capaci, e non è la direzione politica o partitica quella che la farà da padrone, ma bensì le capacità, la volontà e il piacere di mettersi in gioco per la propria città. Per essere dei buoni amministratori bisogna avere le competenze e il tempo da dedicare alla città, ma soprattutto bisogna essere delle persone umili, pronti a donare il proprio tempo a quello che sono gli obiettivi che servono per far crescere una città. E all'interno del gruppo attuale le persone che hanno dimostrato di avere voglia di lavorare per la città e non avere nessun altro scopo personale sono state molte, e quelle persone continueranno a lavorare per Portoviro.